Hanno spaccato la vetrina del negozio vicino, hanno tentato di spaccare la nostra, per fortuna non ci sono riusciti perché abbiamo la vetrina antisfondamento e poi il Prix, da quello che ho capito. Notte di tentati raid tra catene di Marghera lungo via Trieste e Chirignago in via Milanese. 3 le attività prese di mira dai banditi che prima con un tombino, poi con un pezzo di cemento armato, forse scardinato dal marciapiede, hanno tentato i 3 assalti poco dopo l'alba di venerdì scorso. Lì c'è la pietra che hanno utilizzato per spaccare la vetrina, però prima di tentare di spaccarla hanno fatto questo lavoro qui perfettamente circolare, probabilmente utilizzando uno strumento specifico. Cioè, è questo che mi aveva colpito ieri quando ho visto la vetrina, la modalità è di persone che insomma sapevano cosa stavano facendo. È che a doppio antisfondamento, quindi non ci sono riusciti. Per la farmacia si tratta del secondo raid nell'arco dell'ultimo anno. Eh sì, è la seconda in 2 anni, è già successo l'anno scorso, stessa cosa abbastanza simile. A sventare le incursioni i vetri antisfondamento sia della farmacia che del primo negozio assaltato, quello cioè che vende capsule di caffè in via Trieste, ma la vera sentinella che ha dato l'allarme perché svegliata dai forti boati dei colpi sulle vetrate è stata una residente. È stata la nostra vicina, che è già la seconda volta, che è una persona meravigliosa, è stata svegliata e ha chiamato immediatamente la polizia. La stessa residente che con grande senso di responsabilità anche nel 2023, sempre chiamando la polizia, aveva permesso di impedire ai banditi il precedente colpo. Solo che la scorsa volta non è stata fermata la persona che insomma colpevole, mentre questa volta per fortuna la polizia è riuscita a prendere i malviventi. I 3 malviventi colti dei poliziotti in flagranza di reato e arrestati mentre tentavano il terzo assalto al vicino supermercato sono stati subito processati per direttissima. Si tratta di 3 veneti, un ventenne di Campo San Piero ora in carcere visti i precedenti a suo carico, un 19enne di Chirignago ai domiciliari e un 31enne di Spinea già a piede libero.